Il presidente dell'ANCI Sardegna Emiliano Deiana e il presidente del Consiglio delle Autonomie Locali Andrea Soddu hanno espresso soddisfazione per il lavoro effettuato dalla Giunta regionale e dai capigruppo di maggioranza per il recupero delle risorse di 35 milioni a favore del mondo agropastorale piegato dalla crisi del prezzo del latte e dalla siccità, quanto si legge in una nota congiunta diffusa ieri al termine del vertice di maggioranza allargato ai presidenti delle commissioni consigliari attività produttive, bilancio e autonomia. L'auspicio di Deiana e Soddu è che il contributo straordinario rappresenti la premessa per una riforma del sistema del comparto agricolo e pastorale che tolga i pastori dalle secche della crisi. Per quanto riguarda il contributo dei comuni per il comparto agropastorale e zootecnico, scrivono Deiana e Soddu, esso è già nei fatti. Annualmente i comuni intervengono sulla viabilità rurale, sulle risorse idriche, sulle attività di promozione delle produzioni locali, sull'organizzazione di una filiera a chilometro zero per quanto concerne le mense scolastiche. Inoltre i comuni contribuiscono in maniera fortissima alle varie spending and review con un taglio netto tra il 2009 e il 2014 di oltre 300 milioni di euro all'anno. Aspettiamo che la Regione si schieri al nostro fianco per recuperare questo taglio che potrà essere destinato alle politiche di sviluppo anche nel comparto agricolo, sottolineano il Presidente Deiana e il Presidente Soddu. I sindaci in realtà hanno contribuito anche a far sfociare democraticamente la manifestazione di settore decisivo per lo sviluppo e la tenuta sociale della Sardegna. I comuni sardi inoltre chiedono alla Regione un'accelerazione nella spenta delle risorse del piano di sviluppo rurale, ma anche che i fondi del PSR possano integrare il lavoro della programmazione territoriale con una modifica dei programmi operativi, un aumento dei fondi dei gruppi di azione locale ancora fermi al palo per i ritardi delle procedure. Inoltre si chiede l'approvazione di una legge quadro che definisca programmaticamente la funzione sociale e il lavoro delle campagne, anche in relazione al fenomeno dei cambiamenti climatici e della desertificazione umana e sociale delle aree interne della Sardegna. Infine che vengano immediatamente programmati 150 milioni per le aree interne individuati all'interno del patto per la Sardegna.